ad analizzare meglio la situazione. Quindi, Carlo Lottieri, filosofo politico, manifesto per la libertà del Veneto, un appello internazionale che già esiste. A lei la parola, grazie. Grazie agli organizzatori per questa occasione. A me è sempre molto piacere venire in Veneto a difendere le ragioni della libertà, perché di questo si tratta. Il titolo della mia relazione fa riferimento a un'iniziativa di un anno fa, Manifesto per la libertà dei Veneti. Manifesto, sapete, tra l'altro nella storia ricorda soprattutto Marx ed Engels, no? Manifesto per il comunista. Ed è questo che è un riferimento interessante perché se nel pensiero di Marx si riferisce alla sua teoria essenzialmente, non solo naturalmente al capitale, il manifesto è, nell'azione di Marx e chiaramente anche di Engels che firma questo testo, è come dire il tentativo di dalla teoria passare anche alla prassi. Quindi in un certo senso quello che stiamo facendo oggi cos'è? Riflettere sulle ragioni di tipo giuridico, di tipo economico, istituzionale a favore della libertà del Veneto, ma anche cercare di capire in che modo la prassi, l'azione, questo si possa realizzare. Ebbene, qui cerco di fare il mio meglio, ma ebbene un anno fa si sente? Un anno fa è partita un'iniziativa legata a un'associazione, a un blog che si chiama Diritto di Voto, molti tra di voi immagino lo conoscono, comunque l'indirizzo è www.dirittodivoto.org. È partita un'iniziativa che è appunto un manifesto di intellettuali per la libertà del Veneto, e tra i primi firmatari c'era il professor Bassani che era qui, ma poi altri studiosi come Hans-Hermann Hoppe, Ralf Raico, l'economista catalano Sali Martini era tra i firmatari, e anche il professor Pascal Salin che è qui con noi, e altri ancora. E fu un manifesto appunto con cui si voleva rilevare una cosa: da un lato come ci sia bisogno di un sostegno intellettuale a questa battaglia. Questa battaglia ha bisogno di una forte legittimazione intellettuale, e quindi si sono contattati importanti intellettuali di vari paesi, e c'è bisogno anche di una accettazione internazionale, perché sapete l'esistenza di una realtà nuova, di uno Stato, se volete, di una repubblica, di istituzioni politiche nuove, è un qualcosa che riguarda appunto il contesto internazionale. Allora, detto questo, io credo che questo succedeva un anno fa, il primo tentativo, se vogliamo, di internazionalizzare questa battaglia veneta e anche di dare questa grande copertura intellettuale, per queste persone sono persone di grande prestigio. La settimana scorsa però è successo qualcosa, questa settimana, anzi scusate, oggi siamo ancora sabato, qualcosa di molto importante, no? E allora ecco che se prima, come dire, ricordavo Marx, il manifesto, poi posso ricordare Lenin, ma che fare? Perché questo è un po' il problema. Perché il Veneto diventi una realtà indipendente nel contesto internazionale, c'è bisogno che qualcosa succeda, qualcosa di importante succeda, una serie di passi devono avvenire. Allora il Veneto in questi giorni ha deciso di votare, ha deciso che si voterà, l'ha deciso, se volete, una lettura che si può dare grazie ai consigli regionali, abbiamo saputo 30 a favore, così via. Potremmo anche dire che ha deciso nonostante i consigli regionali, perché questo anche si può dire, no? Perché c'è stata, come dire, una forte resistenza, ma qualcuno da fuori appunto ha spinto, c'è stata una pressione fortissima, e qui davvero dobbiamo ringraziare non soltanto, ma certamente anche quindi sono state approvate nei giorni scorsi 2 leggi, dico 2 perché 2, no? C'è una che ci riguarda in particolare, ma c'è anche un'altra, e sono leggi importantissime. Io credo che nel traguardo, come dire, nel percorso che ci porterà verso il traguardo, credo che questo abbinamento sia molto interessante. Del fatto che una legge, sapete, riguarda la possibilità di votare in merito alla trasformazione del Veneto in una regione a statuto speciale, l'altra invece riguarda la possibilità di un referendum consultivo che fa riferimento direttamente ai dipendenti. Perché dico che sono importanti le 2 leggi accoppiate in questo modo? Perché penso che sarà difficile per Roma, sarà difficile per il potere centrale comportarsi di fronte a questa situazione che si è dovuta creare. Perché se fosse stato approvato solo, come io auspicavo in realtà in un primo momento, solo il referendum che a noi piace, quello, come dire,
che garantisce una piena indipendenza al Veneto, sarebbe stato più facile in un certo senso bocciarlo dicendo beh non si può per questo o quel motivo. Certo, la politica funziona così, certe decisioni delle corti sono spesso decisioni politiche, ma avendo questi due referendum sono davvero in difficoltà. Sono davvero in difficoltà, io credo, perché se li bocciano entrambi, capite che il quadro politico veneto diventa un quadro politico interessante dal nostro punto di vista, non c'è più spazio per alcun tipo di soluzione vagamente autonomistica che rinvia e così via. E d'altro canto, se invece fanno passare il referendum, diciamo così, riguardante l'ipotesi di un Veneto speciale, e questo può scatenare immediatamente analoga richiesta da parte della Lombardia e di altre regioni. In ogni caso io credo che l'Italia, per come l'abbiamo conosciuta, possa entrare in una situazione davvero davvero difficile. Ma cosa c'è bisogno perché il Veneto diventi davvero, come dire, una realtà indipendente nel contesto internazionale, europeo e mondiale? Ci sono, come dire, delle cose da farsi, non si ottiene questo successo, che tutti noi vogliamo, io credo, in questa sala, se non si fanno certe cose. Allora la prima cosa da fare ovviamente è far sì che un certo entusiasmo, un fortissimo entusiasmo che c'è qui, ci sia anche fuori. Qui siamo tanti indubbiamente, ma il Veneto è composto da 5 milioni di abitanti. E qual è l'atteggiamento normale dei veneti? I veneti, sono convinto che nell'urna, cioè nella cabina elettorale, non avrebbero dubbi nella loro maggioranza. Per come conosco io i veneti, ma non solo per come li conosco io, per come certi sondaggi anche li hanno, come dire, descritti, i veneti, il giorno in cui fossero chiamati a scegliere tra Italia e Veneto, non avrebbero grandi dubbi. Dov'è allora il problema nella loro maggioranza? Il problema è che la risposta normale che un veneto dà di fronte alla proposta indipendentista è: sarebbe bellissimo, ma non ce lo faranno mai fare. Quindi c'è già un consenso reale della società, ma c'è un desiderio fortissimo, io penso anche, ma c'è una sfiducia, uno scoramento, quindi è qui che bisogna agire. In questo senso tutta la battaglia anche informativa, educativa che Indipendenza Veneta fa quando parla di questioni complicate, giuridiche, no? Come dire, un diritto precostituzionale, così, è importantissimo, no? Spiegare, come dire, che l'articolo 5 è un articolo, ma poi voglio dire il diritto è una cosa più complicata, no? Un'altra cosa fondamentale, io credo, in Veneto e anche fuori, spiegare che l'indipendenza del Veneto non è contro nessuno ed è solo a favore. Questo credo che sia un punto cruciale. Il riconoscimento da parte delle altre popolazioni italiane e in generale da parte delle popolazioni europee e anche extraeuropee, eccetera, della giusta, come dire, richiesta di indipendenza passa attraverso questo passaggio. La richiesta di indipendenza del Veneto non è un qualcosa di negativo e di aggressivo, non è contro gli immigrati, non è contro il resto d'Italia, non è contro questo quel gruppo sociale, è un progetto positivo, no? È un progetto positivo, un progetto che vuole, come dire, far intraprendere una strada al Veneto e non solo, perché è un'offerta importante anche agli altri. In primo luogo io credo che sia molto positivo, e questo certamente è un tema in parte economico ma in parte anche giuridico, c'è un problema di giustizia territoriale. Non è accettabile, era partito da Marx, no? Non è accettabile che il Veneto sia sfruttato, no? Non è accettabile, come dire, che una parte rilevante delle risorse qui prodotte non vengano qui spese, vengano spese in altre parti del paese. Non è accettabile, è un problema di giustizia, in primo luogo. È un principio importante. Il cosiddetto residuo fiscale è la misura dello sfruttamento che i veneti subiscono ed è una cosa, come dire, non difendibile, non accettabile. Ma non c'è solo questo, c'è anche un problema, come dire, perché è un progetto positivo di Venezia Veneto? Perché è un problema di responsabilità. I veneti giustamente vogliono avere istituzioni vicine, perché siano istituzioni responsabili, perché siano istituzioni trasparenti, perché siano istituzioni controllabili. E punto importantissimo, i veneti vogliono avere istituzioni in concorrenza con altre istituzioni, vogliono sapere che spostandosi di 50 km andranno sotto un altro regime fiscale, sotto un'altra legislazione, e quindi le legislazioni, i sistemi fiscali stanno in concorrenza tra di loro e non potranno più essere orribili come sono quelle che abbiamo oggi, perché i capitali, le persone e imprese si spostano dove sono meglio trattate. Prima Massimo Colombani ha parlato della Svizzera, dove era insediato. Sapete, il segreto della Svizzera è che è una realtà di 8 milioni di abitanti
divisa in 26 cantoni, e quindi c'è una fortissima concorrenza istituzionale. È molto facile spostarsi da un cantone all'altro e perfino da un comune all'altro, perché una fiscalità rilevante tipo comunale varia comune a comune, e questo, come dire, garantisce bassa pressione fiscale e migliori servizi. Chiedere, come fanno i veneti, l'indipendenza vuol dire dare più responsabilità a tutti, quindi è un progetto positivo, non è contro nessuno. E sapete qual è l'area del paese che ha più bisogno di questo? Evidentemente il sud. Questo non è un progetto contro il sud, questo è l'unico progetto che può offrire una speranza al mezzogiorno. È così che bisogna presentare il progetto dell'indipendenza veneta, è così che bisogna presentare il progetto della segregazione degli italiani. Quindi vedete, è una battaglia da presentare in termini davvero positivi, è basata su principi molto solidi, sui principi giuridici, rispetto al diritto, principi di libertà, di democrazia. Parlavo prima dell'associazione che ha promosso questo manifesto, si chiama Diritto di Voto. Abbiamo voluto mettere la parola diritto nel nome dell'associazione proprio perché per noi questo è molto importante, no? Quello che rivendichiamo noi è un diritto che è negato, perché a noi non serve tanto, come dire, non interessa molto essere periodicamente chiamati a scegliere tra Renzi e Berlusconi, domani magari tra Renzi e Grillo e così via, quando poi viene negato il diritto a votare su una cosa fondamentale come restare all'interno di questa Repubblica o dare vita a un'altra. E allora vedete, se è un progetto positivo, non negativo, non contro qualcuno, e se è un progetto basato su forti principi, su forti ragioni, la strategia migliore è quella del dialogo. Lo diceva, no? Prima l'avvocato Morosini, dialogare con chiunque. Chi ha ragione non ha paura del confronto, perché, come dire, pensa di avere dalla propria parte delle buone ragioni, no? E allora qua si tratta appunto semplicemente di rivendicare di fronte a chi vuole negarlo il diritto di votare. Si trova, guardate, nella nostra situazione in una posizione di vera forza. A me è capitato più volte di fare dei dibattiti con questa associazione, diritto di voto con altre, invitando persone dalle più diverse posizioni politiche, e si trovano in difficoltà a dire no, noi vi facciamo votare, no? Noi chiediamo un qualcosa, come dire, che è elementare per la nostra società, no? Pensate solo a questo fatto: noi viviamo all'interno di un sistema politico, uno Stato come l'italiano, che è uno Stato democratico, no? Che ha alcune caratteristiche che noi conosciamo bene, ahimè: altissima tassazione, altissima regolazione, come dire, una negazione della privacy che ormai è terribile. Non mi riferisco solo a intercettazioni che sono pazzesche in questo paese, ma anche all'esistenza di un sistema che si chiama Serpico, conoscete questa cosa, per cui le nostre scelte ormai, le nostre decisioni di spesa sono costantemente, come dire, monitorate, osservate da qualche funzionario. Abbiamo un debito alle stelle, un debito pensionistico ancora più significativo. Ebbene, tutta questa situazione, che è davvero una trappola per noi, che sta rovinando la nostra economia, la nostra società, questo strapotere del ceto politico burocratico, come è giustificato? Com'è che alcune persone dispongono del 60% delle nostre risorse, ci hanno imposto più di 200.000 leggi, diceva una vecchia commissione Cassese anni fa? Come giustificano il loro potere tutte queste persone? Col voto, dicono. Certo, noi abbiamo questo grande potere, ma noi siamo stati investiti dal voto. In altri termini, noi abbiamo perso la nostra libertà, però, voglio dire, queste persone sono lì, sono legittimate a gestirci perché hanno il voto. Allora, se il voto è tanto decisivo quando si tratta, come dire, di perdere tutte queste libertà, se il voto è così cruciale, come possono negarci di votare, il diritto di votare? Se tutto questo marchingegno si basa sul voto, come possono dire no, voi a questo punto non votate? No, non è possibile, non hanno argomenti naturalmente. Per questo dobbiamo accettare sempre il confronto, perché sono veramente deboli, non sono in grado di offrire buoni argomenti contro la nostra richiesta di autogovernarci e di passare, come dire, istituzioni nuove attraverso un processo appunto di tipo referendario. Vedete, noi parliamo di libertà, di autodeterminazione, di democrazia. Ora, ovviamente per fare questo bisogna costruire un grande consenso. Lo dicevo prima, i veneti sono già favorevoli oggi, lo sappiamo benissimo, all'idea di un Veneto indipendente. Però bisogna costruire un consenso popolare riguardo al fatto che tutto questo è possibile, che si può, e anche in tempi ragionevolmente brevi, dar vita a un Veneto indipendente. Per fare questo, attenzione,
c'è bisogno di una grande credibilità, e allora bisogna anche, come dire, che un movimento come questo e altri movimenti, e tutto, come dire, l'universo, la galassia che in Veneto si muove attorno al tema dell'indipendenza, costruisca una forte credibilità nell'ambito dei media, nell'ambito degli intellettuali e così via, perché sono ambiti molto importanti. Noi guardiamo la realtà attraverso questi occhiali, vuol dire, chi gestisce l'informazione, chi elabora le idee, le università gioca un ruolo fondamentale nella società, no? Antonio Gramsci diceva: si conquista la società non certo andando a fare volantinaggio fuori dalle fabbriche, dando i volantini agli operai. Diceva no, bisogna conquistare le università, le case editrici e così via. Allora, per fare questo bisogna impegnarsi, anche perché dobbiamo ammetterlo, c'è un'eredità difficile, abbiamo un'eredità difficile. Purtroppo l'idea di indipendenza è associata a 30 anni, più di 30 anni di una storia di persone non tanto credibili, mettiamoli in questo termine, non tutte naturalmente, ma in larga misura non tanto credibili, no? Sapete di chi sto parlando naturalmente, no? Non è che stia nascondendo dietro le parole, però c'è una fortuna qui. Io vengo da Lombardia, insomma, Lombardia da Brescia, mettiamo Lombardia, vengo da Lombardia, e lì l'identificazione tra il discorso indipendentista e la Lega Nord è fortissima, è totale, per cui c'è una grande difficoltà a fare certi discorsi, perché immediatamente si viene associati a quello che è un fallimento, possiamo dirlo, storico. Ma in Veneto le cose sono un po' diverse. In Veneto le cose sono un po' diverse. In Veneto parlare di indipendenza non significa, non ha mai significato, se volete, necessariamente parlare sempre soltanto di Lega. La Lega Veneta è precedente alla Lega Nord, c'è sempre stato, come dire, un indipendentismo con la sua fisionomia, e questo è molto importante. Allora ecco un altro punto: costruire consenso vuol dire anche, proprio perché il Veneto presto diventi uno Stato in mezzo agli altri Stati in Europa e nel mondo, costruire un consenso trasversale, no? L'idea dell'indipendenza deve, come dire, coinvolgere settori più diversi. Io certamente non sono, come dire, una persona molto affezionata, appassionata al ruolo dello Stato nella società e nell'economia, diciamo. Non mi considero e non vengo considerato normalmente uno statalista, ma se per ipotesi fossi statalista, certamente dovrei essere favorevole, come dire, anche in quel caso all'indipendenza del Veneto. Perché? Perché il Veneto, come la Lombardia perfino è in una situazione peggiore da questo punto di vista, si trova oggi nell'impossibilità, in un certo senso, di definire le proprie politiche. Nel momento in cui una parte rilevante delle risorse vanno via, sono prodotte qui ma non vengono spese qui, la conseguenza quasi inevitabile è che la politica è già definita. Si hanno servizi da liberismo selvaggio e tasse da socialismo reale. Non so se mi sono spiegato. La tassazione è altissima, ma le risorse che rimangono qua sono pochissime. Questo perché c'è questa ingiustizia territoriale. E allora questo è un discorso, come dire, che certamente io che non sono di sinistra, che sono statalista, sono in grado di fare gente di sinistra. Se ci sono associazioni che vogliono più case popolari, io non sono favorevole al fatto che lo Stato si occupi di questo. La risposta che possiamo dare è una bellissima cosa, ma certo se spariscono i soldi da qui, mi dispiace, non potremo fare case popolari. Volete dare il sussidio di disoccupazione? Io personalmente sono contrario, va bene, si può discutere, ma se i soldi spariscono da qui non potremo farlo. Il consenso deve essere trasversale, cattolici, laici e così via. C'è bisogno insomma creare un'alleanza nei fatti di tutti i veneti che vogliono essere liberi, per decidere poi domani che tipo di politica avere. Ecco che allora è importante anche costruire le alleanze fuori da questa regione, in Europa, con i catalani, con gli scozzesi, eccetera, ma anche in Italia, direi. Io credo che, e lo dico da lombardo, si debba fare di più per coinvolgere i non veneti nella battaglia del Veneto. Io credo che molti italiani debbano capire che qui sta giocandosi una partita decisiva per tutti. Bisogna che lombardi, sardi, siciliani, eccetera, capiscano che come nell'Ottocento si accorreva in Grecia, no? Oppure si guardava con simpatia alla Polonia nell'età dei risorgimenti e così via, oggi bisogna guardare con grande interesse alla Catalogna, al Veneto e così via, convinti che qui sta passando qualcosa di importante per tutti. E quindi bisogna davvero creare una mobilitazione internazionale attorno a queste realtà. L'Europa può davvero cambiare, può tornare ad essere l'Europa che è stata grande solo se gli stati nazionali saltano, e in questo modo salta anche quello proprio, questa è la mia speranza, ma non pretendo che sia condivisa da tutti,
che è l'Unione Europea, che è un cartello appunto di stagnazione. Quindi, come dire, la via istituzionale, che è la via che Indipendenza Veneta ha adottato, è una via che si basa naturalmente sull'effettività, no? Allora se si basa sull'effettività si basa sul consenso a tutti i livelli, e quindi c'è bisogno, dicevo, di costruire fiducia attorno a questo progetto, che non è un progetto, come dire, eversivo, è un progetto, come dire, che si basa sulla legalità, che si basa sulla democrazia, che ha obiettivi di libertà. Qui vedo delle premesse importantissime in questa sala, vedo che c'è grande entusiasmo, vedo che ci sono persone serie, vedo che c'è tutta una serie di regole introiettate, si capisce che bisogna essere operativi, corretti, seri, che bisogna lavorare. Indipendenza Veneta sta facendo questo, Indipendenza Veneta sta anche costruendo, come dire, un'elite importante, un'elite di sostituzione, perché i cambiamenti di sistema hanno bisogno anche di questo, e c'è un grande capitale morale, io credo, che si sta costruendo a favore appunto della libertà, del diritto della democrazia. Credo che si debba farlo conoscere, che si debba, come dire, sempre di più far sì che il Veneto sia visto in Europa come una delle realtà importanti in questo momento, uno di quei luoghi in cui la storia, come dire, può passare, uno di quei... è per l'Italia, a mio parere, davvero forse l'anello che non tiene, il punto, come dire, in cui l'Italia, che è una costruzione artificiale, che è una costruzione, come dire, che ha fatto molti più danni agli italiani, che non abbiamo può essere davvero il Veneto, quella realtà che saltando può arrivare appunto a libertà a diverse comunità e creare quindi uno spazio di grande concorrenza tra istituzioni e di grande libertà per gli individui. Grazie per la vostra attenzione.